sindaco al via oggi Terra Mia, una 4 giorni dedicata all'agricoltura e ai prodotti del suolo che Ribera produce, arance ma anche tante altre specialità. Sì, è la seconda edizione, la prima l'abbiamo fatta l'anno scorso, ha avuto un grande successo, abbiamo voluto riprenderla e ripeterla quest'anno. Io ho intenzione di istituzionalizzare questo appuntamento perché la Fiera dell'Agricoltura a Ribera era diventata famosissima negli anni 70 e 80, da un certo momento in poi, dal 92, non si è più celebrata. Io avevo preso questo impegno con i miei concittadini, era un mio proposito, ci siamo riusciti dopo la pandemia già l'anno scorso, quest'anno si ripete. Sì, è una fiera che avrà un villaggio espositivo all'interno di questo polmone verde meraviglioso che è la nostra villa comunale, che è un gioiello della nostra città, rimessa a nuovo per l'occasione, dove ci saranno tanti espositori con attrezzature di avanguardia, di agricoltura 4.0 che metteranno e faranno conoscere ai tanti imprenditori agricoli che verranno a visitare questa fiera in questi 4 giorni. Non sarà soltanto esposizione, ma ci saranno convegni, ci saranno dibattiti, ci sarà la presenza di docenti universitari della facoltà di agraria che dibatteranno sui nuovi strumenti, sulle nuove attrezzature, sulla nuova modalità di fare agricoltura 4.0, avendo un occhio non soltanto alla produzione ma anche alla sostenibilità dell'ambiente. Dobbiamo coniugare un'agricoltura sostenibile con l'ambiente che ci circonda, in una fase in cui l'Europa ci chiede questo, l'economia è green e Ribera dovrà eccellere anche in questo dopo aver dato risultati eccezionali con il nostro prodotto, l'arancia di Ribera DOP, un'eccellenza conosciuta non soltanto sul territorio italiano ma anche all'estero, che ha permesso e continua a rappresentare il settore trainante dell'economia della nostra città, al quale sono legati tutti gli altri settori, e grazie al fatto che questa agricoltura non soltanto i nostri padri e i nostri nonni ma anche tantissimi giovani imprenditori hanno ereditato questa passione, la stanno portando avanti con grande zelo, con grande impegno, raggiungendo risultati notevoli. Parlavo anche dei prodotti legati all'agricoltura e di derivazione come le nostre confetture, le nostre marmellate, abbiamo aziende che si sono imposte addirittura nel mercato mondiale, ma vogliamo coniugare all'agricoltura anche il turismo. Noi abbiamo una città che offre tanto delle risorse del nostro territorio e della nostra città, come la riserva naturale Foce del Fiume Platani, le nostre coste Secca Grande e Piana Grande, abbiamo le bellezze paesaggistiche e architettoniche, il castello di Poggiodiana, abbiamo la necropoli dell'Anguilla, abbiamo il geosito della Gola del Lupo. Noi dobbiamo coniugare agricoltura e turismo per far sì che questa nostra città, insieme alle altre città della provincia, si facciano trovare pronte a quell'appuntamento importante, fondamentale, che sarà Agrigento Capitale della Cultura 2025. La 4 giorni di oggi, come lei ha anticipato, non è solo esposizione dei prodotti ma anche momenti di intrattenimento, di approfondimento culturale e letterario. Assolutamente sì, ci saranno le presentazioni di alcuni libri, ci saranno dei dibattiti legati al mondo agricolo e all'agricoltura sostenibile, si parlerà anche di turismo coniugato all'agricoltura, ci sarà la presenza del GAL, la presenza del Consorzio Coste Sicane, ci sarà un incontro con i giovani, con le scuole. Abbiamo voluto che questa fiera si aprisse anche alle nuove generazioni per far scoprire cos'è l'agricoltura, cosa rappresenta per Ribera l'agricoltura anche alle future generazioni, ai giovani scolari delle scuole medie e delle scuole superiori di secondo grado. Io sono stato un tramite fra una richiesta dell'amministrazione comunale e il governo della regione, nella fattispecie il mio assessore agli enti locali, mio della Democrazia Cristiana. Io sono stato semplicemente tramite per una bellissima iniziativa che si svolge nella mia città, che meritava di essere attenzionata e finanziata. Ribera vive di agricoltura, non può mancare
un evento che ricorda l'agricoltura, dove si possono fare degli approfondimenti seri, dove si può parlare di agricoltura. Ribera è un'isola felice dal punto di vista economico, e lo è davvero, e stiamo vivendo un momento magico. I nostri prodotti principali, le olive ma soprattutto le arance, fanno ben sperare anche per le future generazioni. Questi eventi rimarcano l'importanza e soprattutto dobbiamo continuare con questo viatico. Il governo della regione e il Parlamento, io sono anche il capogruppo della Democrazia Cristiana, non faranno venir meno l'apporto. È chiaro che gli attori principali sono le istituzioni, ma sono soprattutto le organizzazioni di categoria, ma sono soprattutto gli agricoltori. C'è molto da fare però ancora. C'è molto da fare, ma Ribera è un po' più avanti rispetto alle altre realtà, ma deve essere uno stimolo anche per le altre realtà, mi riferisco a Licata, Canicattì, che prima, anche Menfi, che prima navigavano in acque un po' più agiate, adesso no, e quindi è un augurio che anche queste realtà, e quindi anche il nostro supporto, particolarmente il mio, non deve venire meno, perché dobbiamo viaggiare tutti alla stessa velocità. L'agricoltura rimane il mio amore principale. A Ribera poi ci sono tanti amori, a parte il sindaco che ci ha voluto e che voglio ringraziare dal profondo del cuore, ma abbiamo il nostro capogruppo regionale. In questa villa tanti anni fa, quando cominciai a fare politica, facemmo il primo congresso dei giovani democristiani, era il lontano 1985. Rientrare in questa villa mi emoziona, però c'era un grande partito allora che era la Democrazia Cristiana. Adesso noi abbiamo il compito di rifarlo e speriamo che il ritorno in questa villa sia foriero di possibilità future. Anche perché lei viene dal Congresso Nazionale. Vengo dal Congresso Nazionale, abbiamo ripreso un percorso difficile, complicato, ne sentiamo la responsabilità, ma oggi siamo qui per rendere omaggio a un grande sindaco che sta facendo un grande lavoro, che avrà la totale disponibilità politica della Democrazia Cristiana perché possa portare avanti il suo lavoro a servizio dei cittadini, e questa è la cosa più importante. Oggi i sindaci sono le persone che vanno non solo rispettate, ma già è un dato istituzionale, ma vanno salvaguardati e difesi, e sono la prima frontiera contro la povertà, contro quanti credono di avere delle lesioni dei diritti e si rivolgono ai sindaci, quindi è chiaro che per quel che ci riguarda saremo accanto perché queste cose possano in qualche modo essere valutate e da supporto ai sindaci che lo richiedono. Un inizio intanto incoraggiante per quanto riguarda il meteo, perché abbiamo avuto nei giorni precedenti un clima non particolarmente così che ben dispone a visitare un luogo come la Villa di Ribera, nel senso che però siamo contenti, il tanto lavoro, i tanti sacrifici ci stanno dando i risultati che speravamo, e quindi i prossimi 4 giorni ci vedranno ancora ulteriormente impegnati con tante attività, a partire dai convegni che coinvolgono tutte le scuole del territorio, a partire da alcuni workshop con alcune aziende che faranno anche delle prove in campo, e con tutta una serie di attività che coinvolgono principalmente le scuole, che vogliono promuovere le novità che ci sono in agricoltura, che ormai non è più un ambito di lavoro dove esiste la fatica, perché nell'immaginario collettivo viene associato a questo l'agricoltura. Invece oggi l'agricoltura è un ambito dove è necessario avere creatività, avere intelligenza, avere preparazione in ambito di quelle che sono discipline come il marketing soprattutto, e tutto ciò che cerchiamo nel nostro piccolo di proporre a terra mia.